Ciao ragazzi, dai che intrecciamo! Claudio Zuffo è conosciuto anche come Caio il cestaio, perché lui, insieme alla moglie Alice, i cesti li fa davvero. Va nei boschi, si procura il materiale, poi li costruisce e insegna anche a farlo. Insomma, in poche parole, sembra che vi abbia anche già detto tutto di questa sua grande passione che è iniziata circa una decina di anni fa. In realtà quest'arte, che potremmo tranquillamente etichettare come arte povera, perché povero è il materiale con cui vengono fatti i cesti, racchiude una ricchezza incredibile, che è fatta soprattutto di insegnamenti antichi, acquisiti soprattutto ascoltando i vecchi della Lessinia, ma non solo, e anche di una profonda conoscenza botanica. Elementi che lui ha interiorizzato in tutti questi anni, arrivando addirittura a fondare delle scuole di cesteria, qui come in diverse parti d'Italia. E tutto questo l'ha portato ad essere una delle massime autorità culturali, chiamiamole così, in questo ambito bellissimo che è quello della cesteria. Che cosa si usa per fare i cesti? I cesti si fanno col materiale che gli sta attorno. Cioè i cesti nascono dal materiale che li circonda e tu nell'intreccio dovresti imparare a vedere il luogo di provenienza. Ad esempio, qui siamo in montagna troviamo il nocciolo, troviamo il castagno, troviamo il ligustro, troviamo la sanguinella, il corno sanguinea, tutto materiale selvatico che lo trovi spontaneamente lungo le siepi, nei cespugli, nei roveti, nei sinari, ad esempio, no? I sinari che sono i cosiddetti spinari in dialetto veneto, da cui il termine con cui vengono chiamati tutti questi virgulti lessine, da cui si dice prenda il nome appunto l'altopiano dei Lessini, dei monti Lessini. Diverse varietà botaniche, quindi anche immagino con periodi ben precisi in cui si possono andare a raccogliere, o sbaglio? Certo, ogni materiale va raccolto in un determinato periodo, principalmente è il riposo vegetativo, quando la pianta è al minimo vitale, cioè quando la linfa tiene ancora in vita tutte le fibre eccetera, però non è rigogliosa come quando ha tutta la vegetazione, quindi le foglie, i fiori, i frutti, eccetera. Quindi inverno. Però sei andato anche oggi a raccogliere, non certo, è più inverno. Certo, vado adesso perché questo è il momento in cui la maggior parte degli arbusti va in amore. Che significa? Che quando si è innamorati ci si sveste facilmente, quindi riesco a spogliarli, quindi a togliergli la corteccia e a esporre tutta la lignina bianca sottostante, in modo che intanto faccio dei cesti bianchi che possono essere impiegati ad esempio nell'utilizzare le vivande, il pane, panieri eccetera, e possono essere lavati acqua e sapone, li asciughi e tornano come nuovi, ma soprattutto perché ci mettono meno a ritornare flessibili e quindi nell'acqua, mentre quelli con la buccia ci devono restare anche 15 giorni a volte, in questo caso invece bastano poche ore e ritornano belli flessibili come all'inizio, insomma. Come e quando è nata questa tua passione per la cesteria, Claudio? La passione nasce per caso, tante cose nascono così per caso, si sa. Mi avevano invitato a partecipare a un corso di cesteria organizzato alla Buona nella Lessinia occidentale, in un piccolo paesino, Gorgusello di Fumane, e quando ho visto nelle abili mani di questo montanaro che era molto capace di intrecciare, io mi sono incuriosito, ho cominciato a fargli delle domande e alle mie domande non c'era una risposta che era tecnica, competente, ma vedevi che c'era una certa ritrosia e mi ha preso un po' alla sprovvista sta cosa, pensavo di avere tutte le risposte alle mie domande. Poi ho cercato nei libri e ho visto che i libri si fermano a una certa datazione, al 1700-1800 sulla cesteria. Per cui ho cominciato ad approfondire e lì mi si è aperto un mondo. La posizione del Caio cestaio è questa: strope sotto il cul. Eccola qua. Perché? Perché questo è il muscolo più grosso che abbiamo del corpo e ho scoperto che scalda e le strope sbucciate e scaldate
e deve essere flessibili. Ah, quindi metti l'energia del corpo per modellare il cesto. Bravissimo. Costruire un cesto è un percorso tutt'altro che semplice, perché non basta andare nel bosco a raccogliere le strope, i ramoscelli e poi intrecciarli in qualche modo purché tengano. Bisogna saper riconoscere le piante, bisogna scegliere il momento giusto, come avete sentito, e poi c'è un'attività di laboratorio che deve rispettare delle sequenze rigide, ben precise, che sono rigorosamente e inevitabilmente manuali. Però è proprio da questo che dipende sia la consistenza e la robustezza, ma anche la durabilità del cesto. Ogni essenza va lavorata in un modo diverso e prima c'è la preparazione che è molto ma molto laboriosa e presuppone anche dei saperi che non si trovano in farmacia, come diceva qualcuno che me l'ha insegnato. Cioè il salice, ad esempio, se io voglio fare un cesto resistente non devo adoperarlo fresco. La sanguinella devo farla appassire in modo che perda parte della sua acquosità che ha, la parte liquida, perché altrimenti una volta che ho fatto il cesto, l'intreccio tende a lascare, a diminuire, per cui il cesto non ha più quella struttura che potrebbe avere invece un cesto fatto con del salice o della sanguinella che è stata essiccata per 4-5 mesi e poi rimessa nell'acqua e resa duttile e malleabile. Ecco che in questo caso anche quando si asciuga non raggiungerà mai quelle dimensioni originali con cui invece se adoperi la materia fresca lasca il cesto finale. Vedo cesti con diversi colori. Perché? Allora, questo è l'estro di mia moglie. Lei, essendo maestra d'arte, ci mette anche la parte, diciamo, della bellezza del cesto. Io sono più un pratico, un praticone, guardo la robustezza, guardo la durata, per cui adopero quasi sempre le essenze che trovo in giro, mentre lei abbina i vari colori. Che ne so, la sanguinella può essere verde o rossa, abbinata col salice sbucciato bianco, fa un bel effetto, no? Ecco che quindi i cesti diventano multicolore. Claudio è un ex sindacalista ed è uno che ama approfondire le cose e ama anche lasciare il segno. Per cui quando scoprì questa sua passione, quasi per caso, decise di buttarci dentro anima e corpo, a capofitto. E oggi tiene corsi che sono molto frequentati, collabora con prestigiose istituzioni culturali, è autore di diverse pubblicazioni e tutto questo grazie proprio a questa sua conoscenza e a questa sua competenza nell'arte della cesteria, unita anche a una non indifferente capacità comunicativa che è molto importante, perché ogni cesto ha una sua storia che riguarda il luogo da cui nasce, la tecnica utilizzata, l'utilizzo che se ne fa, quindi conoscerla e poterla raccontare questa storia significa entrare in empatia con quella specifica realtà sociale e culturale. Claudio, cosa racconta un cesto? È una storia che dipende dal luogo innanzitutto, ma il cesto dovrebbe essere imparato nel corso dei secoli per capirne l'importanza, no? A me piace capire del cesto l'uso che se ne è fatto, perché è stato inventato, no? Ad esempio il cesto della Lessinia, che col tempo ho imparato a chiamarlo in modo diverso, non si chiama cesto ma è sesto, era un'unità di misura con cui il montanaro chiaramente andava ad acquistare il riso e siccome non aveva moneta sonante per comprare il riso, lo scambiava, lo barattava e hanno convenuto che il valore del cesto era il suo praticamente riempimento del riso, che è circa 17 kg, che è un sesto del quintale, ecco il nome. Da lì è partita tutta la mia ricerca per gli altri cesti e lì allora troviamo la corbela, che deriva dal latino corbis, che vuol dire cesta. Lì ci sono dei trattati dei storici latini che ce lo declinano nei vari usi, quello per la vendemmia era il corbello, quello per la raccolta delle noci ad esempio, lo troviamo oggi sotto diverse forme eccetera, però il nome non è cambiato tantissimo. La corbela è ancora la corbela degli antichi romani, ne è cambiato l'uso, si fa col nocciolo, non si fa più con altri materiali, si fa con i materiali che lo circondano. Caio il cestaio, testimone e cantore di un'arte bellissima, quella della cesteria, che sopravvive anche grazie a lui e alla moglie Ellis, qui nel loro piccolo paradiso di Rancani, una frazione di Tregnago in Lessinia. È qui che loro concretizzano le idee, le mettono in pratica, è qui che traducono materialmente gli insegnamenti, i ricordi dei vecchi cestai della Lessinia.
le ricerche sui libri, la visita in luoghi in cui ancora la cesteria è importante. E questo diventa quindi un vero e proprio crogiolo di cultura materiale che loro per l'appunto continuano a portare avanti. Cosa si prova a portare avanti quest'arte, Claudio? Io ritengo che facciamo fare a quest'arte un piccolo tragitto. Se dal Paleolitico sono arrivati fino a noi e noi riusciamo a traghettarli anche per la nostra generazione, alle generazioni future, facciamo capire gli sbagli che sono stati fatti con l'utilizzo delle materie sintetiche, ad esempio, che sembravano la panacea per risolvere tutti i nostri problemi. Oggi la frutta si raccoglie meccanicamente, una volta era il cesto, che aveva tutto un suo indotto, c'era chi lo costruiva, chi lo commercializzava, chi lo utilizzava. Il cesto, per quanto andasse male, quando si rompeva si poteva aggiustare, la plastica invece, come vediamo, la buttiamo nei fiumi, eccetera. Il cesto può anche scaldare, lo brucio e diventa un materiale compatibile, insomma. Sono questi i messaggi che vuoi trasmettere con le scuole? Io ritengo di sì, cioè la cesteria è una materia multidisciplinare, se noi la abbiniamo alle attività curricolari, ad esempio, troviamo la scienza della terra, troviamo la geometria nelle forme, le frazioni, le sezioni, troviamo, voglio dire, aspetti anche relativi alla storia, come quella che vi ho appena raccontato.